Secondo atto intimidatorio nel giro di pochi giorni all'impresa che si sta occupando dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del viadotto Re lungo la strada statale 115 sud-occidentale Sicola a Porto Empedocle. Ignoti hanno scorpasso di benzina un'autovettura e un container all'interno del cantiere, quindi hanno lasciato il bidone vuoto in bella mostra al centro dell'area di cantiere. La seconda intimidazione in pochi giorni. La scorsa settimana davanti all'ingresso era stata ritrovata una bottiglia con dentro liquido infiammabile, un accendino e una cartuccia inesplosa. Sul viadotto Re sono ritornati i poliziotti che hanno posto sotto sequestro il bidone e i colleghi della scientifica hanno eseguito i rilievi per cercare di trovare elementi utili all'indagine. Su quanto accaduto è intervenuta la Filea CGIL di Agrigento e la CGIL provinciale, condannando con fermezza il grave atto intimidatorio ai danni delle imprese impegnate nei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Re. A scoprire l'intimidazione è stato un operaio dell'azienda di Bronte che, notando alcuni oggetti sospetti, ha immediatamente allertato il numero unico d'emergenza, il 112. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno ritrovato e posto sotto sequestro la bottiglia contenente benzina. È un episodio inquietante che richiama quanto accaduto alcune settimane fa in via Caduti di Mazzabotto, nel quartiere agrigentino di Villa Seta, dove in un cantiere erano stati recapitati altrettanti messaggi intimidatori. Il segretario generale della Filea CGIL Francesco Cosca e il segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi esprimono piena solidarietà ai lavoratori e ai proprietari delle imprese coinvolte. Cosca e Buscemi della CGIL si dicono certi che le indagini in corso faranno piena luce sui fatti e sulle matrici di queste intimidazioni. Il sindacato, guidato da Maurizio Landini, ricorda di avere già segnalato il rischio di possibili infiltrazioni mafiose legate all'arrivo dei lavori pubblici e dei relativi finanziamenti. Per evitare che le opere in corso e le future possano essere ostacolate in una provincia già fragile, la Filea CGIL di Agrigento si dichiara disponibile non solo a sottoscrivere protocolli d'intesa con i comuni che vorranno aderire, ma anche a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita economica del territorio. In questa direzione il sindacato propone la costituzione di un tavolo prefettizio dedicato alle opere pubbliche della provincia, spesso considerate appetibili dalla criminalità organizzata. I segretari della Filea e della CGIL convidano pertanto, in un riscontro da parte di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, che ha già dimostrato una grande sensibilità su questi temi, intervenendo recentemente con un vertice in prefettura per favorire il completamento delle opere in corso e individuare soluzioni di viabilità alternativa, in particolare nel tratto che interessa Porto Empedocle.